Il Presidente della Repubblica potrebbe finire sul banco dei testimoni nel processo sulla trattativa Stato-mafia che dopo la pausa estiva è ripreso ieri a Palermo. In apertura di udienza il pubblico ministero Nino Di Matteo ha chiesto di chiamare come teste Giorgio Napolitano, il cui nome era già nella lista dei circa 200 testimoni depositata ai giudici prima dell'estate. Il magistrato ha precisato che il Capo dello Stato dovrebbe riferire in particolare sui contenuti di una lettera che il suo consulente giuridico Loris D'Ambrosio, morto lo scorso anno, gli inviò il 18 giugno del 2012, facendo riferimento a fatti accaduti tra l'89 e il 93. D'Ambrosio esprimeva il timore di essere stato usato testualmente come l'ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo di indicibili accordi. Secondo i PM, sentire Napolitano sarebbe l'unica possibilità per capire cosa volesse dire con quella frase D'Ambrosio a proposito di indicibili accordi. Alla richiesta di chiamare il Presidente della Repubblica si è opposto l'Avvocato dello Stato, parte civile nel processo trattativa. La testimonianza del Presidente della Repubblica non risponde, ha detto, a criteri di pertinenza ed è superflua. Sulla richiesta del PM ora dovrà pronunciarsi la Corte di Assise nella prossima udienza fissata per il 10 ottobre. Nel processo ha ritrovato posto l'ex PM di Palermo Antonio Ingroia. Dopo il suo excursus politico, a cui sono seguite le dimissioni dalla magistratura, è tornato nelle vesti di avvocato di parte civile dell'Associazione Familiari delle Vittime della strage di Firenze.